Esplode un serbatoio sul tetto del centro commerciale Panorama di Villorba, crolla un controsoffitto, edificio evacuato e chiuso. Il boato sentito fino nei comuni vicini, telefonate allarmate per timore di un attentato. False assunzioni, la Guardia di Finanza di Verona smantella un'organizzazione che favoriva l'ingresso di clandestini per sfruttarli, 11 gli indagati. Camorra Nord-Est, duplice filone nell'inchiesta, Portogruaro dopo l'arresto del falso broker, indagato anche un agente assicurativo, tra i truffati anche i già depredati delle banche venete. E lo spettro della lunga mano della malavita organizzata sul Veneto inquieta imprese e sindacati che dicono attenzione a non abbassare la guardia. Assemblea dei lavoratori questa mattina alla Stefanel di Ponte di Piave. Dall'azienda che ha chiesto il concordato preventivo non arrivano certezze. I lavoratori chiedono l'intervento di Regione e Comuni. I 40 anni di Antenna 3, domani la diretta dalle 13 alle 14 per raccontarvi la cerimonia del premio della città di Treviso. Il sindaco Conte, siamo cresciuti a pane e Antenna 3. Grandi emozioni ieri sera al Teatro Malibran di Venezia nel concerto di beneficenza organizzato dall'ex Pured Canzian per la Fondazione Città della Speranza. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano la paura vissuta questa mattina nel Trevigiano, a Villorba, ma anche nei comuni limitrofi per una forte esplosione avvertita intorno alle 9. A scoppiare è stato un serbatoio dell'acqua sopra il tetto di un centro commerciale. Il primo timore è stato quello di un attentato terroristico. Una bomba sembrava. Un boato fortissimo avvertito a diversi chilometri di distanza nei comuni limitrofi fino a Treviso. Un'esplosione che ha fatto subito pensare ad un attacco terroristico all'interno del centro commerciale di Villorba, al punto che anche il sindaco di Spresiano della Pietra sulla sua pagina Facebook è stato costretto a tranquillizzare i concittadini. In merito all'esplosione si tratterebbe di un incidente e non di atto terroristico, si legge nel post. Mancano pochi minuti alle 9 quando si avverte uno scoppio fortissimo provenire dal supermercato Panorama. Alcuni frammenti volano a diversi metri di distanza, alcuni entrano addirittura nel cortile dello stabilimento Benetton. Qui impiegati ed operai escono da uffici e magazzini terrorizzati. È il panico, non si capisce cosa sia accaduto, si teme che sia esplosa una bomba. In pochi minuti sul posto arrivano diversi mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e auto dei carabinieri. Il centro commerciale viene evacuato. A meno 10 alle 9 è successo un botto tremendo e in teoria è caduto giù il soffitto nella parte della macelleria del centro commerciale Panorama. Inizialmente si pensa allo scoppio di una cella frigorifera, ma i vigili del fuoco accertano che ad esplodere è stato un serbatoio dell'acqua che si trovava sul tetto del Panorama. La deflagrazione ha causato il crollo di una porzione di soffitto della macelleria. Solo per miracolo nessuno è rimasto ferito. Fortunatamente non si è fatto male a nessuno. Fortunatamente non si è fatto male a nessuno. No. Sì, eravamo io e la collega in macelleria e siamo usciti qualche secondo prima e poi è crollato il controsoffitto, insomma, siamo stati fortunati. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la mattinata, il centro commerciale è rimasto chiuso per l'intera giornata. Fortunatamente nessuno si è fatto male, qui a Villorba ora resta il ricordo di una mattinata di paura. Favorivano l'immigrazione dei clandestini per sfruttarli. La Guardia di Finanza di Legnago ha disarticolato una vera e propria organizzazione. Un uomo è stato messo agli arresti domiciliari, per altri 3 è scattato il provvedimento dell'obbligo di dimora, 11 in totale gli indagati. Il blitz è scattato nelle ultime ore. La Guardia di Finanza di Legnago nel Veronese ha portato a termine una complessa operazione contro l'immigrazione clandestina. L'indagine ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria di 11 soggetti tra stranieri e italiani, di cui 4 oggi destinatari di misure cautelari personali, 1 agli arresti domiciliari e gli altri 3 con obbligo di dimora presso il comune e la firma alla polizia giudiziaria, per i reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, con l'utilizzo anche del sistema del caporalato. I 3 caporali sono tutti residenti nel Trevigiano ed esattamente a Sernari della Battaglia, Pieve di Soligo e Farra di Soligo. Si tratta di cittadini del Marocco a cui si rivolgeva il capo della stessa organizzazione. Loro avevano il compito sia di sorvegliare gli stranieri assunti dalle aziende sia di ingaggiare all'occorrenza ulteriori stranieri clandestini da impiegare illecitamente nelle proprie attività. In totale sono 11 soggetti di nazionalità italiana e marocchina deferite alla Procura della Repubblica di Verona per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante produzione di documentazione fittizia, sfruttamento del lavoro, riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti. Questo il loro modus operandi.
Le 3 cooperative coinvolte hanno favorito la permanenza nel territorio italiano di oltre 500 cittadini extracomunitari tramite fittizie assunzioni, con l'aiuto anche di 2 studi di consulenza del lavoro, e nel contempo ci sono servite di caporali per il reclutamento di cittadini extracomunitari da impiegare presso le aziende italiane del Triveneto operanti nel settore agricolo. I 2 studi di consulenza del lavoro coinvolti nell'inchiesta e denunciati dalle Fiamme Gialle sono di Vicenza e Padova. Le false assunzioni servivano a favorire la permanenza nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari che per ottenere la falsa assunzione dovevano sborsare fino a 400 euro sulla base di un vero e proprio tariffario. I titolari delle cooperative inoltre sono stati anche denunciati per frode fiscale per oltre 1.200.000 euro. Di Verona, ma continuano per cercare di sradicare il più possibile questo fenomeno molto presente nel territorio italiano e anche nel Triveneto. Torniamo adesso ad occuparci del blitz della DIA di Trieste nel nord-est con l'infiltrazione della Camorra nel nostro territorio, inchiesta dal duplice filone a Portogruaro dopo l'arresto del falso broker, vede ora indagato anche un agente assicurativo. Accertamenti poi su un dipendente di banca, tra i truffati anche già depredati delle banche venete. Si allarga l'inchiesta sulle mani della Camorra nel nord-est, 2 i filoni seguiti ad oggi. Il primo, quello della Guardia di Finanza, che vede gli investimenti sporchi e falsi della Venice Investment Group, con sede a Londra, ma facente capo al veneziano di Portogruaro Fabio Gaiatto, 43 anni, arrestato nel blitz di ieri insieme ad altri 6 affiliati alla cosca camorrista, e che vede inoltre domiciliari pure la moglie del falso broker, Naima Romani, originaria di Lignano Sabbiadoro, e il loro braccio destro, la segretaria di Fossalto di Portogruaro, Claudia Trevisan. 3.000 truffati al momento, dei quali 300 quelli seguiti dallo stesso legale per tutti. La richiesta è sempre la stessa, il risarcimento. Da quanto mi hanno detto i clienti, perlomeno una truffa che è attiva da almeno un paio d'anni, ma io direi 2015-2016 sicuramente, e fino ad oggi. Nella rete del falso broker il Gaiato, il 43enne di Portogruaro, già ex portiere d'albergo, non soltanto studenti e anche pensionati che tra l'altro già avevano perso i loro risparmi nella Popolare di Vicenza e in Veneto Banca, ma anche molti artigiani, imprenditori e gente specializzata nel settore degli investimenti. Il gruppo familiare che magari già terremotati dalla situazione bancaria, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, i risparmi residui che gli sono rimasti in tasca, i 10, i 20, i 30, i 50.000 euro, li investono in questa operazione e li hanno persi tutti, dall'operaio, dagli infermieri, ai medici, ai professionisti, anche a qualche professore di scuola media superiore, anche che insegna economia e commercio. Aperta anche una seconda inchiesta, seguita stavolta dai carabinieri, che vede indagato un agente assicurativo di una famosa compagnia di servizi finanziari tedesca, che insieme ad un amico bancario si occupava di far transitare gli assegni circolari dei truffati sul suo conto corrente anziché in quello della compagnia assicurativa. Avrebbe truffato un numero imprecisato di persone del Veneto orientale. La truffa ha visto un totale di oltre 70 milioni di euro intascati da Gaiatto, dei quali 12 milioni finiti nelle mani della Camorra e 5 milioni invece le provvigioni date da Gaiatto ai procacciatori quale premio per le segnalazioni dei clienti da truffare. È il classico sistema Ponzi, per cui sono questo tipo di truffe che a un certo punto poi vengono allo scoperto perché non c'è più la provvista. Con i soldi si pagano i primi, gli interessi dei primi, ma poi a un certo punto il sistema collassa su se stesso. E adesso la testimonianza di uno dei truffati dal falso broker di Portogruaro. Avevo investito 15.000 euro, racconta, ma tra i miei amici c'è chi ha perso davvero tutto e ora si trova pure senza un lavoro. Tramite un'amicizia di un mio amico, sì, di uno conoscente, ho avuto la possibilità di fare questo contratto e di dare qualche soldo, perché alla fine ho dato 15.000 euro. Chi parla è Francesco, un uomo di fantasia per tutelare la sua privacy, come ha chiesto, 52 anni, Veneto, e uno dei truffati dal falso broker di Portogruaro. Io sono un imprenditore della zona del Vittoriese, Vittorio Veneto. Artigiano nel settore della meccanica, Francesco ha creduto fosse un buon investimento, fidandosi della parola che girava nel tam tam delle sue amicizie. E poi si è rivelato in effetti un bluff, perché in realtà quando sono entrato io c'era già questa
questo problema, che poi adesso si è visto in questi giorni, era già iniziato, quindi io sono entrato in una fase già di fine, diciamo, di questa operazione. A lui è andata meglio che a molti dei suoi conoscenti, tra i quali ora c'è anche chi, truffato per milioni di euro, si ritrova senza lavoro e senza alcun tipo di rendita. C'è chi ha investito parecchi soldi, perché io so che ha investito da decine di migliaia di euro, anche centinaia di migliaia di euro. Tra i suoi amici? Tra i miei amici, sì. Quindi questo è un danno, insomma, ecco. Che poi siano finiti come sono finiti è anche ancora peggio, perché i soldi tuoi vadano a finire in cose magari che non sono legali, eccetera, e che hanno un valore, diciamo così, anche a livello sociale diverso, è una cosa che dispiace anche da questo punto di vista, insomma. Anche i suoi amici sono imprenditori, artigiani? Sì, ci sono imprenditori o anche, diciamo così, persone che lavorano per conto proprio, anche come consulenti o anche come agenti, ecco così, insomma. Sì, no, un po' di tutto. Sempre del Vittoriese o di altre province? No, del Vittoriese. Quanto tempo fa aveva affidato questi soldi al Gagliardi? Un anno e mezzo fa. Adesso lei che cosa spera? Ad essere risarcito? Certamente, speriamo di riuscire con la legalità a riuscire a portare a casa quello che è stato dovuto e anche tutto il danno che c'è stato, insomma, ecco, perché poi queste cose qui fanno anche perdere tempo e anche dal punto di vista non solo materiale, ma anche dal punto di vista anche psicologico. E lo spettro della lunga mano della malavita organizzata in Veneto, il Trevigiano inquieta, il mondo economico che dice attenzione a non abbassare la guardia. Dobbiamo sempre tenere la guardia alta, perché in questo territorio è un territorio ricco e quindi sicuramente fa buona a tante persone. I legami con il clan camorristico dei Casalesi, l'arresto nella Marca di un 56enne accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso non fanno stare tranquillo il mondo economico trevigiano, che si ritrova nuovamente nel mirino della criminalità organizzata. Episodi che inquietano e fanno riflettere, secondo il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. Inquietano sì, non a caso proprio 2 giorni fa abbiamo rinnovato il protocollo con le forze dell'ordine, con il Tribunale, con la Procura della Repubblica, dove mettiamo a disposizione i dati del sistema camerale proprio per tenere monitorato quanto succede nella nostra realtà. Questo è uno degli elementi che dà certezza negli investimenti. Uno fa investimenti se è sicuro, se non si trova il camorrista fuori dalla porta che gli chiede la tangente o altro. Una questione che anche il mondo sindacale ha sollevato più volte. Il tema della legalità è un tema che noi proponiamo da tantissimo tempo e pensare che questo sia semplicemente in qualche modo rinchiuso all'interno di alcuni confini nazionali, penso in particolare del Sud, è un errore. Purtroppo noi sappiamo che i capitali illeciti, la mafia e le organizzazioni criminali fanno affari soprattutto dove gli affari si possono fare e il nostro territorio da questo punto di vista è a alto rischio. Bisogna alzare gli anticorpi e fare in modo che si respingano gli atteggiamenti illegali e in qualche modo invece si affermi la legalità a pieno titolo. Parliamo adesso della crisi della Stefanel di Ponte di Piave. Questa mattina affollata assemblea dei lavoratori dall'azienda che ha chiesto il concordato preventivo, non arrivano certezze e i sindacati e gli operai chiedono l'intervento di regione e comuni. Noi dobbiamo sapere che cosa ha intenzione l'azienda di fare di questi lavoratori e di che cosa intende fare di questo sito di Ponte di Piave. Tornano a invocare chiarezza i sindacati sul futuro che attende i lavoratori della Stefanel SPA, storico gruppo che solo a Ponte di Piave conta 89 dipendenti, 250 in tutta Italia, circa 800 nel mondo. Dopo la richiesta di concordato preventivo, i lavoratori sono in allarme. In mattinata hanno partecipato in maniera massiccia all'incontro con i sindacati. È stata un'assemblea molto partecipata, anche perché dovevamo riferire quanto l'azienda ci ha detto 2 giorni fa. In quest'ultimo incontro con l'azienda noi volevamo, a dire la verità, avere tante risposte, cosa però che non è avvenuta. Mancano risposte certe e il tempo stringe, ammonisce Furlan. In questo momento è anche fondamentale la tempestività. Gli ammortizzatori sociali sono legati anche a dei fondi stanziati ogni anno e che si esauriscono anche molto velocemente. Ed è per questo motivo che noi abbiamo a questo punto, non avendo avuto risposte
dall'azienda, chiesto l'intervento della Regione. L'appello è all'assessore di comparto Elena Donazzan, ma questo non è il solo passo che i lavoratori hanno chiesto di compiere in queste ore ai loro rappresentanti. Abbiamo anche condiviso insieme di contattare i sindaci della zona, sono già stati contattati i sindaci di Salgareda, di San Biagio, andremo a contattare il sindaco di Oderzo e anche il commissario di Ponte di Piave. Riteniamo che tutto il territorio deve essere coinvolto in questa vertenza, in questa situazione, perché il marchio Stefanel è un marchio legato a questo territorio e noi non vogliamo che ce lo portino via. Voltiamo pagina e parliamo dei 40 anni di Antenna 3. Domani vi ricordo la nostra diretta dalle 13 alle 14 per raccontarvi la cerimonia del premio che la città di Treviso darà alla nostra emittente. A Treviso siamo tutti cresciuti a pane ed Antenna 3, perché ricordo che fin da piccolissimo l'appuntamento era con il TG di Antenna 3 per vedere appunto le notizie quotidiane in città, e oggi è ancora così. Lui, il primo cittadino di Treviso in quel dicembre 1978, non era ancora nato e come tantissimi poi quel nome crescendo lo ha visto e sentito ogni giorno, meglio, ogni sera, nelle case di tutti, per sapere cos'era successo. I fatti, le notizie, le storie, le voci, i volti. Prima di Treviso, poi del Veneto intero, ma non poteva che essere il capoluogo della Marca dove tutto è nato a fare gli auguri più importanti ad Antenna 3. Non possiamo che rinnovare questo matrimonio, lo faremo proprio in questa sala, la sala degli affreschi tra la città di Treviso ed Antenna 3, perché ci siano ancora 100 lunghi anni di grande attività e di informazione corretta nel nostro territorio. Domani seguiremo in diretta dalle 13 alle 14 la cerimonia che vedrà proprio il sindaco conferire un riconoscimento speciale ad Antenna 3, a ritirarlo l'editore Filippo Iannakopoulos. Un riconoscimento che potrebbe essere un antipasto di un altro premio importantissimo, il Totila d'Oro, per il quale la nostra emittente è in lizza, candidata per la sua attività di informazione che non si ferma da 40 anni. Al servizio di chi dall'altra parte del televisore ha scelto di sapere cosa accadeva nel proprio territorio. Abbiamo visto anche in occasione degli ultimi purtroppo avvenimenti tragici del Bellunese, l'emittente Antenna 3 è stata uno strumento fondamentale per informare in tempo diretto i cittadini, quindi un lavoro straordinario per la nostra comunità, un lavoro eccezionale nei territori che ricopre con le proprie emittenti. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per raccontarvi delle grandi emozioni vissute ieri sera al Teatro Malibran di Venezia con il concerto di beneficenza organizzato dall'ex PU Red Canzian. Tu, amor mio, chi ti ha amato in questo mondo sono io. Io, invece io, sono stata troppo amata. A guardarla calcare il palco del Teatro Malibran come una consumata professionista e soprattutto ad ascoltare la sua bellissima voce si fa fatica a crederci. Eppure è la prima volta che la padovana Maria Chiara Rosso si esibisce davanti a un pubblico così vasto. A volerla accanto a sé nel grande concerto di Natale dedicato ai bambini di Città della Speranza è stato l'ex PU Red Canzian, che l'ha conosciuta un mese fa ed è rimasto profondamente colpito dalla sua passione per il canto. Così, dopo non poche insistenze, è riuscito a convincerla a partecipare alla serata. Interminabile l'applauso del pubblico che ha riempito completamente il teatro veneziano in un evento di beneficenza per la fondazione che dal 94 si occupa di ricerca scientifica sulle malattie infantili. Lei è una che se nasceva 50 anni fa diventava più forte di Mina e di Patti Bravo. Pensate che ha detto io canto solo perché posso fare qualcosa anch'io per Città della Speranza, altrimenti sta tremando, cioè è un liberatore.
Non è stato il solo momento emozionante della serata che ha visto i veneziani rispondere in massa all'appello dell'artista trevigiano per un lungo viaggio nella musica di ieri e di oggi. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma la tendenza è per un miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi al mattino, specie su Veneziano e Rodigino, dove non si escludono delle residue precipitazioni a carattere sparso, più sole invece altrove. Col passare delle ore andrà decisamente meglio, con fenomeni in esaurimento e ampio soleggiamento ovunque. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra 5 e 8 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione infatti non cambia di molto, anche sulla nostra regione saranno possibili al mattino dei locali piovaschi, specie sul Goriziano e sul Triestino, ma migliorerà già dal pomeriggio con tanto sole ovunque. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 7 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno e sgombro da nubi pressoché su tutti i settori della regione, salvo per qualche nevicata sulle aree alpine di confine. Temperature minime tra -2 e -1 grado. Valori massimi compresi invece tra 3 e 7 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.